Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto. È la 26esima ed ultima giornata di stagione regolare del campionato di Serie A Fables. È Audace calcio a 5 per una TNT Royal Lamezia. Questa, dopo 2 stagioni di Serie A, tornerà nella serie cadetta, nella serie B, da cui era stata promossa al termine della stagione 22-23 dopo lo spareggio contro il Pero. È rotolato il primo pallone, è cominciata Audace Verona. TNT Royal Lamezia è cominciata l'ultima giornata per Venete e Calabresi in contemporanea. Dicevamo Atletico Foligno e VIP si affrontano al Pala Paternesi. Dani Alves cerca di saltare De Cao che la ferma, la palla subito dentro Arakawa davanti a Luzzi, Arakawa atterrata. Calabrese richiedendo il fallo, attenzione a Maritti che calcia e fa la barba al palo. Clamorosa altra occasione per l'Audace con il disimpegno errato da parte di De Sarro. Torniamo in cronaca con Zagar, bello scambio, attenzione a Foti che calcia, non supera Verdù, grande occasione per il TNT Royal Lamezia con Arianna Pomposelli, con 10 di attenzione a De Cao davanti a Luzzi che la ipnotizza, gran palla di Ulana Puttov. De Cao che vince il duello con Aliotta, si può involare, De Cao calcia da posizione defilata, non perfetto l'intervento di Luzzi per Andrea Rossi, attenzione a Maretti che si accentra, Maretti calcia con il destro, Puttov ha calciato, parte De Cao, la conclusione Luzzi, è un assedio, sbloccarsi, l'Audace che non riesce a trovare il gol liberatorio, lo trova con Elena De Cao, 1-0 Audace Verona. Puttov che recupera palla, Pomposelli ancora verso Puttov a cercare di chiudere il secondi dal termine del primo tempo. Rischia tantissimo l'Audace di concedere un tiro libero proprio alla fine. Con la conclusione sul fondo di Pomposelli si esaurisce il primo tempo al Pala Lupatotina. Audace Verona e TNT Royal Lamezia vanno Fernandez per effetto di questi due risultati, dell'1-0 dell'Audace Verona e dell'1-0 della VIP. In questo momento VIP e Audace Verona, le due formazioni venete, sarebbero salve rispettivamente con 22 e 21 punti. Al play-out andrebbero Molfetta e Atletico Foligno, Molfettati favorevoli per evitare il play-out. Maretti calcia, Maretti viene fermata da Luzzi, recupera palla, Pomposelli calcia, Maretti e trova il gol. Greta Maretti, la quarta rete stagionale dell'ex Bagnolo, 2-0. Ha calciato con il mancino la numero 21, ha respinto Luzzi con la patante. Attenzione a De Sarro che calcia, De Sarro il piazzato con il piattone. Fin qui per la squadra di Rossi con Zagar dall'altra parte con le mani Verdù. Attenzione a Biasiolo che salta secco, salta bene. Attenzione a Ines Correia, palla per Foti che trova il gol. Ingenuità della difesa rossonera con Ines Correia che calcia, viene parato il tiro da parte di Foti. Maretti in surplus cerca di portarsi il pallone sul mancino, era un'ottima palla per Elena De Cao, ben appostata nel cuore cedendo questa ripartenza alla Lamezia. L'Audace, attenzione, sbaglia Luzzi Maretti, Greta Maretti, un'altra doppietta, esultanza sotto lo spicchio di tifosi rossoneri. 3-1 Audace Verona. Per mantenere direttamente senza play out. Attenzione a De Sarro che salta Verdù, De Sarro si allarga troppo, De Cao salta secco Foti, De Cao cerca Ficeto che non arriva di pochissimo. Ex Bernalda e nazionale Catariota. Grande giocata di De Cao che lascia sul posto Dani Alves, serve Ficeto che controlla male, resta il pallone, blocca tutto Silvia Luzzi, suona qui la sirena, può liberarsi la gioia dell'Audace calcio a 5 Verona che batte 3-1 il TNT Royal Lamezia e ottiene il risultato che serviva alla vigilia, la vittoria che